Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con una notizia di sanità. Oggi il direttore generale dell'ULSS 4, Mauro Filippi, ha svelato la targa in ottone che verrà posta all'ingresso dell'ospedale di San Donà, ora denominato Ospedale Città del Piave. La denominazione è stata scelta mediante un concorso di idee che ha coinvolto oltre 500 studenti dell'area sandonatese. Lo scorso aprile una commissione ha identificato nella proposta della classe quinta A del Liceo Montale la denominazione più rappresentativa dell'identità del territorio e del bene comune che lo stesso rappresenta per la popolazione. Sognando Itaca ha fatto tappa questa mattina a Venezia. Si tratta di un progetto promosso dall'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, che ha come protagonista una barca a vela e il suo equipaggio ed è stato pensato come attività di riabilitazione psicologica attraverso la pratica della vela. I pazienti oncoematologici si trovano come Ulisse ad affrontare il mare aperto, un mare sconosciuto e pieno di insidie, per scoprire nuovi territori, relazioni, solidarietà e risorse che li aiutano ad affrontare meglio il percorso della malattia e a migliorare la loro qualità di vita. Ci spostiamo a Chioggia dove torna il Palio della Marcigliana, giunto quest'anno alla sua 33esima edizione, uno degli appuntamenti più suggestivi e più attesi della città appunto di Chioggia. Grazie alla sapiente regia del Comitato e delle Contrade del Palio e con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Chioggia, il 16, 17 e 18 giugno prossimi Chioggia rivivrà le atmosfere del Trecento con i figuranti, i costumi, le rievocazioni dei fatti storici salienti che hanno segnato il destino della città. Parliamo ora di sport con il calcio femminile. Questo è il commento del presidente del Venezia Football Club Duncan Niederauer all'indomani della vittoria della Coppa Italia di Serie C da parte della squadra lagunare femminile contro la Res Roma 8. La nostra squadra ha meritato di vincere. La vittoria del primo trofeo della Coppa Italia femminile è il meritato coronamento di un'altra grande prestazione stagionale e saremo orgogliosi di esporlo nella nostra nuova casa. Sono fiducioso che cavalcheremo l'onda di questo successo mentre ci prepariamo per il campionato 23-24. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.